e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Volgere lo sguardo verso i trafitti della storia, una delle esortazioni di Papa Francesco nell'omelia dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice durante la messa in suffragio del pontefice scomparso. Commozione e tanta partecipazione in cattedrale. Non voleva uccidere ma solo difendersi da un'aggressione. Resta in carcere con l'accusa di omicidio Francesco Milici, il 22enne che ha confessato di aver accoltellato il 17enne di Francofonte Nicola Lucifora. Quel giorno ero fuori di testa, il perdono non è umano, spero in Dio. Così Stefano Argentino in carcere per il femminicidio di Sara Campanella, a riferirlo il suo legale. In Sicilia prima si moriva di fame, adesso di lavoro. Il grido dei sindacati a Catania dopo l'ennesimo incidente mortale in un cantiere edile. Chiesto un tavolo permanente in prefettura. Le truffe agli anziani da Napoli alla Sicilia, la centrale del raggiro in Campania. Le vittime a Caltagirone, 2 arrestati e un denunciato, nella banda anche un sedicenne. Catania, di nuovo in piazza i dipendenti dell'Oda, l'Opera Diocesana, reclamano 6 mensilità arretrate. In Sicilia intanto è boom di assunzioni in primavera, oltre 96.000 nuovi posti di lavoro secondo Unioncamere. E poi il calcio, il Catania non fa calcoli in vista dello scontro diretto di domenica in ottica play-off con il Potenza per l'ultima giornata di stagione regolare. Con una vittoria i rossazzurri sarebbero certi del 5° posto. Trasferta vietata ai tifosi etnei, Telecolor trasmetterà la partita in diretta. Bentrovati al TG Sicilia, messa in suffragio di Papa Francesco a Palermo. L'arcivescovo Corrado Lorefice durante l'omelia ha ricordato una delle esortazioni del pontefice: volgere lo sguardo verso i trafitti della storia. Sentiamo Marco Gullà. Commozione e tanta partecipazione alla cattedrale di Palermo per la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Corrado Lorefice in suffragio di Papa Francesco. Un momento di intensa spiritualità che ha visto raccolta oggi pomeriggio l'intera chiesa palermitana, unita nella preghiera e nella memoria per il pontificato di un Papa che ha lasciato un segno profondo. Ringraziamo il Signore per gli innumerevoli doni che tramite questo suo servo fedele ha elargito al popolo cristiano. Tutti abbiamo sempre pensato a lui come all'uomo buono, fraterno e paterno, l'uomo comprensivo e aperto che avremmo voluto incontrare, ha detto l'arcivescovo Lorefice durante l'omelia. Anche coloro che non mettevano in pratica i suoi insegnamenti di disarmo, di pace, di attenzione, agli ultimi lo rispettavano, lo ritenevano un uomo buono che amava e lavorava per l'umanità. Ci ha invitati sempre e ci ha mostrato come attuare le parole del Signore, volgere lo sguardo verso i trafitti della storia, coloro che nessuno vede, ha sottolineato l'arcivescovo. Questo è stato uno dei grandi insegnamenti evangelici di Papa Francesco: vedere chi non è visto. Con cuore pentito invochiamo Cristo Gesù, nostra vita e risurrezione, e riconosciamo il nostro peccato per accostarci degnamente alla mensa della parola e dell'Eucaristia. Salus Populi Romani, una delle copie della tela cara a Papa Francesco esposta nella chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi. Turisti fedeli e curiosi in visita ad immortalare il dipinto. Tonino De Mana. E la chiesa catanese di San Francesco Borgia sta diventando meta di pellegrinaggio e devozione per la presenza al suo interno di questo quadro, copia cinquecentesca della tela Salus Populi Romani, talmente amata da Papa Francesco da affidarsi prima e dopo ogni viaggio apostolico. In un certo senso c'è un legame tra la basilica romana di Santa Maria Maggiore, dove verrà tumulato Franciscus, e la chiesa che s'affaccia su via Crociferi. È un quadro che arrivò a Catania nel 1564, donato da Francesco
Francesco Borgia, poi è passato in diverse chiese gesuite fino a giungere nel 1700 nella nuova chiesa che di fatto è dedicata a San Francesco Borgia e è uno dei tanti siti che fanno parte del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Piano piano che si diffonde la notizia, turisti, fedeli e curiosi si stanno recando in visita per guardare e fotografare il dipinto. L'importanza che i catanesi stanno riscoprendo è questo quadro che ci riporta a Papa Francesco. Era amato da Papa Francesco perché probabilmente Papa Francesco aveva, nell'amore, nella semplicità di questo quadro aveva la sua essenza. Proprio per questo siamo venuti qui ad ammirare questo quadro nel suo ricordo. E questa è una cosa anche che va a valorizzare la città di Catania. In questa chiesa, il 4 novembre del 1801, venne battezzato un illustre figlio di Catania, Vincenzo Bellini. Francesco Milici resta in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Il 22enne, che ha confessato di aver ucciso il 17enne di Francofonte, Nicola Lucifora, sta appunto collaborando con gli inquirenti e dice che non voleva uccidere ma soltanto difendersi da un'aggressione. Francesco Aloi. Possiamo confermare che il movente non è sicuramente di natura passionale, non possiamo parlare di gelosia o quant'altro che si possa avvicinare a questa tematica. Nonostante ciò, Francesco Milici resta in carcere. Dopo l'udienza di convalida, il GIP ha confermato la custodia cautelare. Secondo la versione dell'assassino reo confesso, però, avrebbe ucciso il 17enne Nicola Lucifora per legittima difesa. Sarebbe stato minacciato già nel pomeriggio di sabato mentre era al lavoro. Poi, la sera, quando era in un locale con la fidanzata, avrebbe incontrato Nicola, che era insieme ad altre 3 persone. Una di loro lo avrebbe colpito al volto con un tirapugni. Da lì la difesa con un coltellino. Il Milici, subito dopo l'aggressione, ha chiesto aiuto, ha chiesto soccorso, ha subito chiamato la mamma. La mamma si è precipitata subito sul luogo e l'ha portato e l'ha condotto subito in ospedale. Lui dice che non voleva uccidere, ma soltanto difendersi. Intanto sta collaborando con gli inquirenti, raccontando ogni dettaglio. Nell'udienza di convalida, durata più di un'ora, ha rivelato nuovi particolari. Oggi ha aggiunto un altro importante tassello alle indagini, perché proprio ha voluto riferire tutta la verità, o almeno quella che lui comunque vuole porre al vaglio degli inquirenti. L'accusa è di omicidio volontario, fino ad ora senza l'aggravante della premeditazione. Martedì, con l'autopsia al Policlinico di Catania, si scoprirà come è morto Nicola, poi i funerali. Dal carcere parla Stefano Argentino, l'assassino di Sara Campanella, la studentessa uccisa a Messina. Quel giorno ero fuori di testa, le parole affidate al suo avvocato Francesco Triolo. Non so come tutto questo sia potuto succedere, non mi so dare una spiegazione, forse non c'è neanche una spiegazione quantomeno razionale. Riavvolge il nastro di quella sera Stefano Argentino in carcere per il femminicidio di Sara Campanella, uccisa a Messina il 31 marzo scorso perché rifiutava le sue avance, e affida al suo legale, l'avvocato Giuseppe Cultrera, parole dal carcere. Più che rifletto da solo con me stessa, ha detto il giovane, più arrivo ad una sola conclusione. Quel giorno ero fuori di testa, un uomo razionale non può spingersi a tanto. Ho sempre sognato di costruire qualcosa con Sara, invece ho compiuto il gesto peggiore che si possa rivolgere ad una persona, ad una donna. È da giorni che penso a quello che sta passando la famiglia di Sara per colpa mia, avrebbe detto ancora Argentino al suo legale. Da giorni penso di chieder loro scusa per ciò che ho fatto, ma so che sono l'ultima persona al mondo che vorrebbero sentire parlare o di cui vorrebbero leggere. Non riesco a pensare a nulla, ha aggiunto ancora il legale riportando le parole del giovane in carcere. Non riesco a pensare con lucidità a tutto quello che mi è passato per la testa, gli ultimi atti. Qualcosa dentro di me non ha funzionato. E poi il perdono forse non è umano ed è giusto così, ma spero che almeno Dio al suo cospetto mi perdoni quello che una parte di me, la peggiore, ha fatto. Non ho altre parole, so che i miei pensieri non interessano a nessuno, perché fuori da queste 4 mura sono e sarò sempre il male, l'omicida, le parole che ha riferito il legale di Argentino.
Ha ribadito di non sapere che l'uomo con il quale aveva avuto una breve relazione non fosse Francesco Salsi, ma Matteo Messina Denaro. Si è così difesa durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Floriana Calcagno, l'insegnante arrestata lo scorso 14 aprile, accusata di avere favorito la latitanza del boss. La donna non ha dunque cambiato versione rispetto a quanto fatto dopo l'arresto di Messina Denaro, quando si era presentata dai PM per raccontare di aver avuto una breve relazione con lui, ma di aver saputo solo dopo il suo arresto la sua vera identità. E cambiamo argomento. In Sicilia prima si moriva di fame, adesso si muore di lavoro. Il grido dei sindacati dopo l'ennesimo incidente mortale in un cantiere edile. L'aumento del lavoro delle imprese di costruzione fa crescere anche il rischio morti bianche. Eva Spampinato. Questa è una provincia dove fino a qualche anno fa si moriva di fame, oggi il rischio è che si muore di lavoro. Sono ancora sotto shock i colleghi e gli amici di Antonio Rapisarda, l'operaio edile prossimo alla pensione, morto ieri in un cantiere sulla strada Adrano-Bronte in provincia di Catania. Un allarme che cresce in Sicilia, dove dall'inizio dell'anno sono già decine le vittime. 3 incidenti mortali in appena 4 mesi nella provincia di Catania, 5 fra Palermo e Trapani. Sono delle fatalità che possono accadere, ma il più delle volte di fatto c'è una cultura della sicurezza che manca. Agricoltura ed edilizia, i settori più a rischio. In quest'ultimo caso aumenta esponenzialmente il lavoro, ma rimangono al palo controlli e numeri di ispettori. Solo 9 nella provincia di Catania, 64 in tutta la Sicilia. Oggi in provincia di Catania siamo in presenza di quasi 3.000 ditte. Fortunatamente il settore dell'edilizia, grazie al PNRR, grazie alle opere pubbliche, grazie alle opere private, si è sbloccato, però bisogna davvero stazionare i cantieri, bisogna controllarli. I cantieri tra l'altro sono diventati anche multiculturali. Egiziani, turchi e cingalesi sono operai specializzati, mentre i senegalesi e i ghanesi sono in fase di formazione. Un maggiore aggravio di responsabilità, perché è un cantiere dove si parlano più lingue, più dialetti, per cui spesso anche le comunicazioni non sono semplici. I sindacati chiedono un tavolo permanente in prefettura. Deve coinvolgere tutte le strutture che si occupano di sicurezza. Di fatto i controlli non riescono a essere fatti perché di fatto è troppo poco il personale che riesce a controllarli. È un agricoltore di Ribera, in provincia di Agrigento, Filippo Scaturo, è morto in un incidente mentre a bordo del suo trattore stava lavorando su un podere di sua proprietà a Giardinello. L'uomo sarebbe rimasto sotto il mezzo da lui guidato. Da Napoli alla Sicilia, truffe agli anziani, nella banda anche un sedicenne, la centrale del raggiro in Campania. Le vittime a Caltagirone, sono 2 gli arrestati e un denunciato. Orazio Longo. La Campania e la Sicilia unite stavolta non per il comune glorioso passato storico, ma per una più prosaica e meno edificante linea di truffe agli anziani. Le vittime erano di Caltagirone, il blitz è scattato a Napoli, nel quartiere Stella. Dite alla signora che sono l'avvocato, ma ad aprire la porta sono i carabinieri che scoprono un vero e proprio quartiere generale del raggiro. Giovani truffatori di 26, 25 e addirittura 16 anni, quest'ultimo incensurato. Davanti agli investigatori provano a disfarsi delle prove, ma è inutile. In un tavolino dell'appartamento i militari trovano 5 telefoni cellulari, un numero ricorrente e appunti con indicazioni su come raggirare le vittime. C'era l'indirizzo della caserma dei carabinieri di Caltagirone, i numeri di telefono delle persone prese di mira, annotazioni che riguardavano la loro sfera personale, come ad esempio se c'era un parente defunto all'estero, figli, nipoti e via dicendo, per essere credibili. E poi un numero ripetuto più volte che iniziava con 0933 prefisso di Caltagirone. Visto tutto questo, i carabinieri di Napoli hanno contattato i colleghi siciliani e insieme hanno ricostruito la vicenda tra intrecci di telefonate e tentativi di imbroglio. In uno di questi, in danno a una ottantenne, i 3 malviventi decidevano di desistere perché per soli 230 euro non conveniva. Reati pianificati a centinaia di chilometri di distanza, sui quali le indagini continuano, visto che manca il tassello di chi sia il galoppino che avrebbe messo le mani nelle tasche degli anziani. I 2 maggiorenni sono stati arrestati mentre il sedicenne è stato denunciato. Tutti dovranno rispondere di truffa aggravata in concorso e le forze dell'ordine rinnovano l'appello: non fidatevi, perché le tecniche della truffa sono sempre più insidiose e articolate.
La classificazione del ponte sullo Stretto come opera strategica in caso di emergenza anche militari ha provocato una nuova reazione dei comitati No Ponte. A Messina, conferenza stampa, si prepara una diffida al governo. Francesco Triolo. Il ponte sullo Stretto di Messina è un'opera strategica in caso di calamità naturale, in caso di conflitto bellico. A riconoscerlo è un documento pubblico firmato dalla Premier Meloni e dal Ministro per le Infrastrutture Salvini. Si chiama IROPI ed è il documento che sancisce le ragioni imperative di interesse pubblico per le quali l'opera si deve fare e che è stato consegnato al Ministero dell'Ambiente e poi alla Commissione europea per lo sblocco delle pratiche di incidenza ambientale del ponte sullo Stretto, un documento contestato dalle associazioni no pontiste che questa mattina al Comune di Messina hanno spiegato le loro ragioni. Sinceramente è ridicolo affermare che con il ponte si risparmierebbero da 2 a 4 giorni per l'arrivo dei soccorsi in caso di calamità. Abbiamo una rete infrastrutturale stradale interna che è assolutamente carente. Se vogliamo risparmiare tempo dobbiamo investire lì dove il tempo si perde, non nei 3 chilometri di ponte. Sotto il profilo militare non si riescono a trovare i documenti citati dal governo rispetto all'Unione Europea. Lo stesso vale per ciò che riguarda la NATO e il ponte sarebbe un obiettivo sensibile molto difficile da difendere in caso di conflitto e l'altezza del ponte è insufficiente per le portaerei più grandi della classe Nimitz della flotta statunitense. Il Comitato ha annunciato quindi l'intenzione di avviare una serie di iniziative anche giudiziarie. Diffidare il governo dal procedere, il CIPES, cioè dal procedere all'approvazione del progetto, perché riteniamo che non ci siano i presupposti. Se dovessero procedere, ovviamente noi agiremo in tutte le sedi perché legittimamente questo progetto non può essere approvato. Di nuovo in piazza i dipendenti dell'Oda, nonostante le rassicurazioni anche dell'arcivescovo di Catania Renna, attendono 6 mensilità arretrate. Scioperiamo e lavoriamo, ma siamo schiacciati dai debiti. Tonino De Mana. Stipendio uguale dignità e rispetto. Il DURC pagatelo con i vostri stipendi e poi, con tutti i debiti che ho, non riesco a riposare la notte, ma la mattina sono qui a lavorare. Sono soltanto alcuni degli slogan dei dipendenti OTA, opera diocesana senza salario, da ben 6 mesi. Nonostante le rassicurazioni a Natale, Sant'Agata e Pasqua, eccoli in corteo. Per loro quasi una via crucis con un cartello che raffigura simbolicamente un lavoratore che porta addosso una croce, schiacciato dal peso e dai debiti. La cosa più scandalosa è proprio questa, anche l'arcivescovo continua a dare promesse, a fare promesse su promesse, è veramente scandaloso, noi abbiamo bisogno di certezze, il tempo passa, i debiti si accumulano. Noi andiamo a lavorare tutti i giorni, siamo presenti sul posto di lavoro perché altrimenti i nostri ragazzi verrebbero totalmente abbandonati, sono già abbandonati a livello di terapie perché terapisti c'è stato il fuggi generale perché ovviamente siamo seccati, siamo stanchi. Questo è sconfortante, credetemi, sconfortante. Hanno sperato fino all'ultimo, hanno atteso i bonifici, ma non è arrivato nulla. Così non rimane che scioperare, ma senza astenersi dal lavoro perché loro garantiscono servizi sanitari essenziali. A portare la solidarietà anche un paziente, uno dei tanti in carico ai lavoratori ODA. Ho dovuto dire io che non venivo in ODA. Per essere qui. Questi lavoratori sono stanchi di ricevere promesse a Natale, a Sant'Agata, a Pasqua, eppure non percepiscono nulla. E questo è quello che è il mio rammarico e per questo sono qui. Boom di assunzioni in primavera in Sicilia, i dati Unioncamere elaborati da Assoesercenti parlano di oltre 96.000 nuovi posti di lavoro. Maglio Viola. Sarà una primavera di assunzioni in Sicilia, sta per arrivare un boom da oltre 96.000 posti di lavoro. I numeri emergono da uno studio di un'associazione datoriale, Assoesercenti, che elabora dati Unioncamere. Nel trimestre appena iniziato si prevedono 96.190 nuovi assunti. A trainare l'occupazione stagionale sono il settore turistico e quello dei servizi, seguono soltanto al terzo posto il commercio e al quarto le costruzioni. Le micro e piccole imprese assorbono circa il 75% delle previsioni di assunzione, mentre il 25% viene assorbito dalle medie
e grandi imprese. Le province che fanno la parte del leone sono naturalmente Palermo e Catania, ma mostrano buone performance anche province più piccole come Trapani e Siracusa. La necessità di investire in formazione e orientamento facendo emergere per l'appunto delle figure professionali con delle specializzazioni. Se le notizie sono buone, occorre però guardare anche il rovescio della medaglia, ovvero il fatto che si tratta di assunzioni di persone non specializzate, mentre mancano le figure specializzate. La vera sfida che come Assocercenti poniamo è quella di tradurre la domanda stagionale in occupazione stabile, sostenendo le imprese virtuose e cercando di prevedere sgravi e assunzioni a favore delle imprese che investono. Ma questa occupazione, per quanto positiva, resta stagionale e dunque precaria per sua stessa natura. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Il Catania prosegue la sua preparazione in vista della partita di domenica a Potenza. Con una vittoria i rossazzurri sarebbero certi di arrivare quinti. Guglielmotti verso il recupero. La trasferta sarà vietata ai tifosi del Catania e il match sarà trasmesso in diretta da Telecolor. Marco Carli. Niente calcoli non sono nella filosofia di Toscano e dunque della sua squadra, ma i rossazzurri sanno che dopo i risultati della giornata precedente, indubbiamente favorevoli al Catania, l'unico modo per non farne realmente di calcoli è vincere al Viviani domenica, vendicando così anche la sconfitta dell'andata. Per la verità, anche un pari col Potenza potrebbe garantire il quinto posto, ma serve che neppure il Benevento vinca. Ci sono poi le varie eventualità legate sempre al pari e anche ad un'eventuale sconfitta che farebbero oscillare il Catania fra il quinto e l'ottavo posto. Ma ripetiamo, l'idea al momento non sfiora il gruppo, concentrato sulla partita ormai da più di una settimana. Inoltre il periodo è completamente diverso rispetto a quello che caratterizzò la partita di andata. Giocatori recuperati, l'ultimo in ordine di tempo è Guglielmotti, di cui ovviamente va dosato il minutaggio e che tornerà utile per i play-off soprattutto, e risultati importanti, una sola sconfitta negli ultimi 10 turni e soprattutto un cammino da promozione diretta in trasferta nell'ultimo periodo. Intanto, alla luce della rivalità fra le tifoserie del Catania e del Foggia, le gare Potenza Catania e Picerno Foggia si giocheranno senza la presenza dei tifosi ospiti. La decisione è stata presa dal prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro, in quanto Potenza e Picerno distano solo una ventina di chilometri. La decisione va spiegata. Il provvedimento iniziale prevedeva la possibilità per le tifoserie foggiane ed etnea di assistere alle partite se in possesso di tessera del tifoso. In seguito le questure di Foggia e Catania sono venute a conoscenza della possibilità di scontri anche fra tifosi fidelizzati. Da qui è arrivato il nuovo provvedimento di divieto. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Telecolor, lungo pre-gara dalle 19 e poi la cronaca e infine le interviste in anteprima ai protagonisti dell'incontro. E ora parliamo del Trapani. Alla vigilia della partita decisiva per la conquista dei play-off, il presidente Antonini ha prolungato fino al 30 giugno del 2026 il contratto del tecnico Salvatore Aronica. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione del TG Sicilia non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata.